Siamo numero 477. Venite al Signore con canti di gioia, o terra tutta acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia, venite al suo volto con lieti canti. Venite al Signore con canti di gioia. Riconoscete che il Signore è il solo Dio, Egli ci ha fatto, a Lui apparteniamo, noi suo popolo e gregge che Egli pasce. Venite al Signore con canti di gioia, venite alle sue porte nella lode, nei suoi atri con azioni di grazie, ringraziatelo, benedite il suo nome. Venite al Signore con canti di gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre
Signore, tu sei l'unico Signore, non c'è altro Dio all'infuori di te. Donaci la grazia dell'ascolto, perché i cuori, i sensi e le menti si aprano al comandamento dell'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: temi il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Ti amo, Signore, mia forza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Signore della mia salvezza. Egli concede al suo Re grandi vittorie. Si mostra fedele al suo consacrato. Ti amo, Signore, mia forza. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, nella prima alleanza in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta, perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Se uno mi ama osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore e con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. È da qualche giorno che siamo stati invitati in chiesa e il Vangelo che abbiamo ascoltato l'altro ieri, non so se ve lo ricordate, era quel Vangelo che dicevamo aiuta nel nostro cammino verso la meta che è il paradiso. E in questa domenica stiamo continuando il nostro cammino col Vangelo di Marco, che sta per raggiungere Gesù e i suoi discepoli Gerusalemme. E noi sappiamo cosa succede a Gerusalemme. Il Signore, come abbiamo sentito nella seconda lettura, darà la sua vita per noi, unico sacerdote. E allora la parola che oggi ascoltiamo, la prima lettura ci ricorda, potremmo dire, quelle che sono le preghiere del mattino e della sera del pio israelita, proprio per non dimenticare i comandamenti che ha avuto in dono, che erano il modo concreto per rispondere all'amore di Dio, era proprio ascolta Israele, Shaman Israele. E anche noi quando diciamo il preghiero della mattina, non so se le dite ancora, ti adoro, mio Dio, ti amo, con tutto. Lo dite qualche volta? O l'avete dimenticato? Ecco, questa sarebbe la preghiera del cristiano che al mattino si ferma e vuol mettere in chiaro: oggi voglio vivere come risposta all'amore di Dio. Voglio che Dio, come abbiamo detto nel Salmo, ti amo Signore, mia forza, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ecco, il pio israelita diceva: ascolta Israele, si ricordava, perché nella pagina che abbiamo ascoltato dice: tu, il tuo figlio, il figlio di tuo figlio, osserverai tutti i giorni della tua vita tutte queste leggi e comandi che io ti do. E così la risposta del Signore alla fedeltà dell'uomo: avrai tutti i beni di questa terra. E lo ripete. Quindi anche per noi la preghiera del pio israelita diventa un
riconfermare la nostra fede, la nostra professione di fede. Però nel tempo poi i precetti sono aumentati e ai tempi del Signore i precetti da osservare erano più di 600. Si faceva anche fatica a ricordarli. Ecco perché questo scriba nel Vangelo di oggi si ferma e chiede al Signore qual è il primo di tutti i comandamenti. Sono così tanti, come faccio a osservarli tutti? E la risposta del Signore è molto semplice, gli ricorda proprio quello che abbiamo ascoltato. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Cioè, in queste espressioni troviamo compresa tutta la nostra realtà di creature, le nostre forze materiali, spirituali, tutto il nostro essere. E qui basterebbe, ma Gesù continua, dice, il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Ecco, troviamo qui proprio un comando che sono due comandi, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. In un'altra pagina del Vangelo, di fronte a questa risposta, lo scriba ha detto, ma chi è il mio prossimo, ricordate? E allora il Signore spiega con la parabola di quel povero samaritano che è incappato nei ladroni e lì è passato uno ma non aveva tempo, è passato un altro, non aveva tempo, finché si è fermato uno e l'ha soccorso. Ecco allora questo prossimo che ci viene indicato non è un prossimo che ci scegliamo noi. Potremmo dire che è un prossimo senza nome, perché è un prossimo che incontriamo, che non scegliamo di incontrare. E in questa risposta troviamo allora come il nostro cuore deve essere pronto ad accogliere chi il Signore ci mette accanto, fare un salto con la nostra mente nella fede e dire il mio amore del Signore si concretizza ora con questo mio prossimo, che non mi piace, che ha tante caratteristiche che non sono le mie, eccetera. È troppo diverso da me, non ne voglio sapere, perché amare, dicevamo una volta, non so se adesso è un po' diversa la cosa, amare il prossimo che sta in Africa, che sta in Asia, che sta in America si fa anche presto, vero? Ma amare quel prossimo che ti pesta i piedi, che l'hai sempre lì, che è sempre lì a chiederti, che è sempre lì che ti ronda attorno, non è facile. Anzi, in qualche passo della scrittura dice che abbiamo chiuso gli occhi e non vediamo più le necessità dei fratelli. Non li riconosciamo più. Andiamo avanti per la nostra strada come quando si va a spasso e non si guarda né a destra né a sinistra. Invece il Signore qua dice il tuo amore verso Dio si concretizza nell'amore al prossimo. Se non c'è uno non c'è neanche l'altro. E tante volte il Signore ce lo ripete quando vieni qui ad offrire la tua... guarda prima se sei a posto, ma se hai qualcosa con tuo fratello va prima a riconciliarti e poi vieni. È importante, perché quel prossimo che incontriamo ci fa la strada per il paradiso, ci dà il modo concreto, perché ce lo ripete, non ascoltare solo, ma metti in pratica quello che ascolti. E allora come diciamo al Signore ti amo, mia forza, mia roccia, sì, è vera nella misura che amo il mio prossimo. E vediamo che lo scriba ripete quello che il Signore ha detto. Non c'era bisogno, vero? Ha chiesto al Signore, il Signore le ha dato la risposta, dovrebbe essere chiuso il Vangelo, no, lo scriba lo ripete, sì, hai detto bene, secondo verità, e anche lo scriba ripete la stessa cosa, per dire l'importanza di questo comando, di questo amare il Signore
vero nella misura che amo anche il prossimo. E allora il Signore dà la risposta: non sei lontano dal regno di Dio. E la cosa interessante, conclude Marco, e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Erano lì che ogni tanto, mentre facevano la strada e il cammino, chiedevano e questo e quello. Adesso silenzio. Sembra quasi che il Signore con questa parola abbia chiuso tutte le domande che l'uomo vorrebbe fare a Dio. È una risposta concreta anche per noi, una domandarci: ma io custodisco nel mio cuore questo amore verso il Signore, incarnandolo nell'amore concreto verso il mio prossimo? Stasera potremmo fare questo esame di coscienza. Oggi ho vissuto questo comando del Signore? Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, in quanto membri della famiglia di Dio, dobbiamo amarlo come un padre e amarci tra noi con cuore sincero. Preghiamo insieme dicendo: insegnaci, Signore, a vivere nel tuo amore. Insegnaci, Signore, a vivere nel tuo amore. Per la Chiesa sia nel mondo la testimonianza privilegiata dell'amore di Dio per gli uomini. Il suo vigoroso messaggio di pace giunga fino agli estremi confini della terra. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a vivere nel tuo amore. Per i responsabili della politica e delle istituzioni comprendano che il vero modo per raggiungere la giustizia e la pace è quello di richiamarsi ai valori del Vangelo. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a vivere nel tuo amore. Per tutti gli sfiduciati, le persone sole, gli sfruttati, gli emarginati,
per la nostra solidarietà e il nostro impegno, trovino fiducia in se stessi e la forza di risollevarsi. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a vivere nel tuo amore. Per la nostra comunità, viva nell'amore e nel rispetto reciproco, per irradiare a tutti la gioia dell'incontro con il Signore. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a vivere nel tuo amore. O Padre, riempi il nostro cuore della tua parola e aiutaci ad essere nel mondo segni e portatori della tua pace e del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio, Signore, sia per te offerta pura e per noi dono santo della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni, e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo.
ostini a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa tua famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Abbi pietà, agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Canto numero 364. Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. Quanta attesa di salvezza, solo in Dio si sazierà. L'acqua viva che gli dà, sempre fresca sgorgerà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Se la strada si fa oscura, spero in Lui mi guiderà. Se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui mi salverà. Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Nel mattino
io ti invoco. Tu, mio Dio, risponderai. Nella sera rendo grazie. Tu, mio Dio, ascolterai. Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Preghiamo. Rafforza in noi, o Signore, la tua opera di salvezza, perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita ci preparano a ricevere i beni che promettono, per Cristo nostro Signore. In fondo alla Chiesa trovate gli avvisi, anche esposti fuori dalla Chiesa. Sono un ricordo, il mese di novembre, nei quali ricordiamo i defunti. In questi giorni il cimitero di Gemona, sempre curatissimo, sembra un giardino. Il modo migliore per ricordare tante persone alle quali abbiamo voluto bene è quello di pregare per loro. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, nel suo nome andate in pace. Immacolata Vergine bella, di
di nostra vita, tu sei la stella fra le tempeste, guida il cuore di chi ti chiama, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Questo museo, che è un vero e proprio scrigno di arte, ha una storia curiosa, interessante e provvidenziale. Nella ricostruzione post-terremoto si dovettero costruire delle fondamenta imponenti sotto la chiesa perché vi passava un corso d'acqua. Quindi c'è questo insieme di sale che hanno lo stesso perimetro della chiesa, qua sovrastante, che erano in pratica inutilizzate. Poi nei primi anni 90 l'ingegner Renato Raffaelli lasciò una buona somma di denaro purché si realizzasse un progetto culturale. Il materiale era abbondante, esistevano i quadri del santuario e del convento di prima del terremoto, si erano salvati quasi tutti e inoltre c'erano dei quadri che erano arrivati dal convento di Capodistria, perché i partigiani di Tito, quando arrivavano in una chiesa, distruggevano tutto e quindi, visto l'andamento della guerra, i frati di quel tempo portarono le opere in Italia per salvarle e oggi sono collocate nel convento più vicino al confine, così da dare la possibilità a sloveni e croati di venire a osservare queste opere d'arte. Quindi abbiamo diverse opere di generi differenti che però sono prevalentemente a carattere sacro. Quelli inquadrati in questo momento sono degli ex voto. Un tempo si prendeva una tavoletta di legno e la si dipingeva con il fatto accaduto, in modo che rimanesse a memoria.
Ognuno di questi quadri ha una storia. In genere, oggi, quando si riceve una grazia da un santo, si porta un cuore d'argento. Questo scrigno d'arte ha una storia provvidenziale e molto interessante. Cari amici e amiche di Sant'Antonio, ben trovati. Ci troviamo a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, sotto le Prealpi Giulie, al lato della cattedrale del Duomo di Gemona, nel Museo della Pieve, che raccoglie alcuni tesori del Duomo di Gemona. E qui abbiamo una sorpresa per noi antoniani veramente particolarissima, perché qui sono custoditi gli antifonali della Basilica del Santo di Padova, gli antifonali di fine 1200. Come è possibile? Vedete che intanto ve li mostro. È possibile perché i capitolari del Duomo di Gemona li acquistarono dai frati della Basilica del Santo, diciamo di seconda mano, ovvero questi erano proprio gli antifonali sui quali i frati della Basilica del Santo pregavano e che nel loro scrittorio avevano dipinto. Sono preziosissimi, ci sono delle miniature strepitose. Qui abbiamo Cristo che insegna agli Apostoli, abbiamo degli altri miniature meravigliose che fanno che introducono evidentemente il canto gregoriano dei Salmi. Qui abbiamo un Cristo benedicente ancora con gli angeli e gli apostoli, ma la sorpresa più grande, oltre a trovarsi di fronte ai libri di preghiera dei primi frati di Padova del Santo, è un'immagine di Sant'Antonio che abbiamo invece qui alle mie spalle. Questa immagine di Sant'Antonio risale per l'appunto alla fine del 1200, circa 50 anni dopo la morte del Santo, e acquista ancora più valore dopo che nel 2014 è stato fatto, nel contesto di un conto scientifico con l'Università di Padova, il Centro Studi Antoniani ed altri, la riproduzione del vero volto presunto di Sant'Antonio a partire dal calco del cranio. E quell'immagine che è emersa nel 2014 è stata messa in correlazione con l'immagine più antica che abbiamo in Basilica del Santo, la cosiddetta vera immagine di Sant'Antonio, che si trova di Scuola Giottesca, che si trova sul lato del presbiterio, ma gli studiosi gemonesi propongono anche un confronto. Lo troviamo un Sant'Antonio molto così corpulento, a motivo dell'idropisia, di questa malattia che lo gonfiava, e di conseguenza questo volto importante, ma quest'ultimo volto invece è proprio quello che troviamo qui in questo antifonario, e si presume, vi ricordo 1280-90, produzione Basilica del Santo di Padova, si presume che questa immagine possa essere stata prodotta a partire da una
conoscenza diretta di Sant'Antonio se non da un dipinto andato perduto che ne ritraeva in effetti le fattezze. Sia lodato Gesù Cristo.